benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Palermo, nuova intimidazione della mafia del pizzo alla Sicily by Car. In fiamme 11 mezzi. È il terzo attentato all'imprenditore Dragotto che reagisce. Delinquenti. Intanto la procura azzera la banda dei Kalashnikov. 8 fermi. Partita da Siracusa un'inchiesta che ha smascherato una truffa milionaria in tutta Italia con il super bonus 110. Sequestrate in 13 città crediti fiscali per $500 milioni, 12 indagati per associazione per delinquere. Richiesta sul ponte sullo Stretto, si dimette dall'incarico al Consiglio Superiore della Magistratura l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Miele, uno dei 3 indagati. A Mascalucia, nel Catanese, denunciato un 17enne a scuola con il coltello nello zaino. La lama era lunga 19 centimetri. A Catania, SOS randagismo al cimitero. Al TG Sicilia le testimonianze dei visitatori. Abbiamo paura. Da tempo segnaliamo la presenza di cani randagi, ma nessuno interviene. A Niscemi 5 isolati del quartiere Sante Croci tornano fuori dalla zona rossa. I residenti potranno rientrare a casa dopo i necessari interventi di messa in sicurezza. La grande musica internazionale approda a Sciacca. A luglio la perla della costa agrigentina ospiterà Nick the Nightfly, storica voce di Radio Monte Carlo e raffinato interprete del panorama jazz e soul. Catania, calcio. Catania in cerca di operatività, individuati da tempo i nomi di Barrà e Caserta. Adesso serve concretizzare per dare il via definitivo alla prossima stagione. Bentrovati a Palermo, Sicily by Car, ancora nel mirino del racket. Attentato in via San Lorenzo, incendiate 9 auto e 2 furgoni. È la terza intimidazione in meno di 3 mesi contro l'azienda di autonoleggio. Il titolare Dragotto dice: sono delinquenti. Marco Gullà. Ancora un attentato col fuoco contro la Sicily by Car di Tommaso Dragotto. Un incendio di origine dolosa ha devastato diverse auto in via San Lorenzo a Palermo, nel parcheggio della società che opera nel noleggio di auto. Il rogo è divampato dopo le 2 di notte. Le vetture danneggiate sono state 11, 9 auto e 2 furgoni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Questa mattina il deposito si presenta così, un cimitero di auto. Tommaso Dragotto ha già detto che non si piegherà mai al racket e lo ha ribadito. Non ho nulla da dire, se non che sono dei delinquenti. Non sappiamo cosa vogliono. Se lo sapessi, l'avrei detto le volte scorse. Il 21 marzo erano stati esplosi diversi colpi di Kalashnikov all'interno dello stesso deposito. Il 27 maggio era stato preso di mira lo spazio espositivo di Villa Grazia di Carini, che era stato inaugurato il 7 maggio scorso. Circa 20 auto parcheggiate all'interno erano state distrutte o danneggiate prima che l'incendio venisse messo sotto controllo. Il fatto di una così ripetuta presa di mira di un singolo importante operatore della città genera sospetti aggiuntivi. 2 giorni fa invece le intimidazioni contro un ristorante di Tommaso Natale e poi il principio di incendio su un chiosco a Vergine Maria. Intanto sempre a Palermo c'è la prima risposta delle istituzioni all'escalation di violenza e intimidazioni. 8 fermati nella notte per tentato omicidio, estorsione, mafia. Manlio Viola. Mentre andava a fuoco il deposito della Sicily by Car a San Lorenzo, polizia e carabinieri facevano scattare i primi 8 fermi per altrettanti indiziati di delitto. È una prima risposta proprio all'escalation di violenza e di intimidazioni nella zona nord di Palermo, dove si trovano anche i depositi di Dragotto. Sono 3 le vicende ricostruite da polizia e carabinieri, innanzitutto la sparatoria di via Don Minzoni e del mercato di via Montalto. 2 sono i fermati per i colpi di Kalashnikov contro l'abitazione di via Don Minzoni. Da quella intimidazione nella notte
notte fra il 29 e il 30 aprile sarebbe scaturito il tentato omicidio del pomeriggio successivo del 30 aprile nei pressi della macelleria del mercato di via Montalto, una spedizione punitiva a tutti gli effetti. Gli altri due fermati sono gli autisti dei ciclomotori usati per la sparatoria, per tutti sono scattate anche le aggravanti di mafia. Altri due giovani sono accusati del furto di un'autovettura dalla polizia di San Lorenzo, avrebbero rubato l'auto usata per l'attentato incendiario ad una stazione di servizio con autolavaggio di via Lanza di Scalea. Infine i carabinieri hanno fermato i due giovani che avrebbero lasciato le bottiglie di benzina con le richieste di 5.000 euro in 8 esercizi commerciali fra Sferracavallo e Isola delle Femmine. Le indagini continuano per identificare numerosi altri responsabili di agguati attentati. Per queste vicende a Palermo è attesa la visita del ministro Piantedosi, al quale questa mattina ha telefonato il presidente della regione Renato Schifani, complimentandosi per questa prima brillante risposta. Ultima pagina, la Guardia di Finanza di Siracusa ha scoperto una maxi frode legata al super bonus 110, sequestrati crediti fiscali per oltre $500 miliardi. L'operazione è in 13 città italiane, fra le quali appunto Siracusa, ma anche Messina. Francesco Aloi. Più di $500 miliardi risparmiato dallo Stato, crediti che stavano per essere messi sulla carta ad aziende che operavano nel superbonus 110%, in realtà sui conti di un'organizzazione criminale ramificata in tutta Italia. Proprio per questa disfunzione di una normativa che aveva invece questa finalità positiva, che è fondamentale pensare al contributo di altre istituzioni dello Stato per intercettare così rapidamente questo tipo di disegno assolutamente fantasioso ma criminogeno che avrebbe danneggiato l'economia. 12 gli indagati, oltre 60 le aziende, secondo gli investigatori la maggior parte fittizie, che avrebbero dichiarato finti interventi milionari su 22 condomini, in diverse città italiane, tra cui Messina e Siracusa. Possiamo dirlo, la mente stava in Lombardia, le braccia invece in Abruzzo. Sì, sostanzialmente sì, la mente, esatto, sono una serie di professionisti lombardi, commercialisti che inserivano questi dati in piattaforma e sono due professionisti originari operanti a Chieti. Ma è stata la banca dati dell'Agenzia delle Entrate a fare allargare il raggio dell'operazione. Grazie però ad una splendida sinergia operativa con i nostri organi centrali e con l'Agenzia delle Entrate centrali siamo riusciti ad avere una serie di dati difficilmente estraibili a livello locale che ci ha consentito di ampliare l'indagine su tutto il territorio nazionale. Intanto tiene banco anche l'inchiesta sul ponte sullo Stretto. Si è dimesso oggi dall'incarico nel Consiglio Superiore della Magistratura l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, uno dei 3 indagati. È a Messina, il luogo dove dovrebbe sorgere uno dei 2 piloni del ponte, è sempre più meta di turisti. Francesco Triolo. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo Stretto, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del CSM e il lancio dell'agenzia ANSA di questa mattina dopo aver appreso la notizia da fonti e lo stesso CSM. Miele, secondo quanto riportano Repubblica e Corriere della Sera, aveva assunto l'incarico per il quadriennio 2025-2028 a titolo gratuito. Da marzo del 2026 il plenum aveva invece deliberato un compenso lordo di 27.000 euro l'anno. È il primo effetto di un domino destinato a proseguire, quello delle inchieste della Procura di Roma, che ieri ha evidenziato come i tentativi di corruzione fossero stati almeno altri 2 non andati a buon fine. Intanto la società Stretto di Messina ha voluto evidenziare come il consigliere d'amministrazione Giacomo Saccomanno non ha alcuna delega né poteri di rappresentanza della società. Peraltro, scrive l'amministratore delegato Pietro Ciucci, Saccomanno era membro designato dalla Regione Calabria e al rinnovo del CDA avvenuto lo scorso 29 aprile era stato sostituito. Insomma, il ponte sullo Stretto continua a tenere banco, tutto questo mentre sono sempre di più i turisti, in particolare i crocieristi che arrivano a Messina, che chiedono di andare a vedere da vicino lo Stretto e il luogo dove verrà realizzato il ponte. Questa mattina a Torrefaro, in meno di mezz'ora, almeno 5 pullman hanno scaricato oltre 200 crocieristi che, tra un selfie e una fotoricordo, hanno portato con sé la cartolina dello Stretto di Messina, nel punto in cui la Sicilia è più vicina alla Calabria.
Da Messina a Palermo 4 partiti sui 5 del centrodestra tornano a blindare il governo Schifani per l'ultimo anno e mezzo di legislatura, ma si continua a discutere di un candidato diverso per il 2027. Vertice segreto in un albergo palermitano. Maglio Viola. No ad elezioni anticipate in Sicilia, ma il candidato alla presidenza della regione potrebbe non essere più Renato Schifani nel 2027. Sembra essere questo il punto di mediazione fra i partiti del centrodestra in Sicilia. Un punto di mediazione maturato a Roma e riportato a Palermo durante un vertice segreto a Villa Igea. Nessuno ne parla, ma la merce di scambio appare chiara nelle dichiarazioni degli alleati. C'è Sbardella, il commissario di Fratelli d'Italia, che già avanza candidature e sostiene che se il candidato non sarà Schifani non è detto che debba essere di Forza Italia, e i meloniani hanno nomi già pronti. A Schifani si stringono intanto la Lega quanto la DC. La prima chiede di rinnovare la fiducia al governatore, la seconda di stringere patti chiari di fine legislatura. Ma a scalciare sono gli oppositori interni in Casa Azzurra. Pronto per candidarsi c'è il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, che però le elezioni le vuole subito o ritirerà la disponibilità. Sullo sfondo c'è la corsa dell'eurodeputato Marco Falcone, che vorrebbe tentare la sorte per la presidenza, ma non solo con la coalizione, sarebbe pronta ad aggiungere una sua lista civica. Per Schifani sarebbe pronta anche la exit strategy, che non sarà però la vicepresidenza del CSM a ottobre. L'ipotesi è quella di un rimpasto a Roma, con Urso che lascerebbe il posto a Foti, che porterebbe con sé anche la delega agli affari europei, mentre tornerebbe a nascere in questo modo il Ministero per il Sud, attualmente è divenuto un dipartimento della Presidenza del Consiglio. Quel ministero potrebbe essere offerto a Schifani. Di meno di così proprio non si può, ma sono soltanto voci. Al momento l'ultimo anno e mezzo di legislatura appare blindato e intoccabile in Sicilia. A Mascalucia, nel Catanese, va a scuola con un coltello di 19 cm nello zaino. Un 17enne originario di Pedara è stato denunciato dai carabinieri dopo la segnalazione dei compagni di classe e della dirigente scolastica. Tonino De Mana. Ormai sembra essere una moda, ma dopo l'aggressione al professore a San Vitolo Capo ferito con un fendente da un alunno, ogni situazione genera paura e perché no allarme. L'ultimo episodio è stato segnalato dai carabinieri a Mascalucia nel Catanese, dove un 17enne originario di Pedara è stato sorpreso con un coltello di 19 cm nello zaino. I carabinieri della tenenza di Mascalucia, intervenuti dopo la segnalazione arrivata in istituto, hanno denunciato lo studente per porto ingiustificato d'arma da taglio. A fare scattare l'allarme erano stati alcuni compagni e i vertici della scuola, che lo hanno convocato negli uffici della vicepresidenza alla presenza dei genitori e dei docenti. Il coltello, ritrovato nello zaino, è stato sequestrato. Ancora con i coltelli, lo prendono a calci e pugni per rubargli lo scooter. A Ramacca un 17enne è stato aggredito in piazza, ha provato a difendersi ma l'aggressore l'ha minacciato con un coltello a punto, subito affiancato dal branco di altri 4 giovani violenti. Eva Spampinato. Stava chiacchierando con un amico seduto sul suo scooter in piazza Umberto I a Ramacca, quando un ragazzo si avvicina con passo prepotente. Lo spinge con forza, così all'improvviso, senza che il giovane potesse avere il tempo di capire cosa stesse accadendo. Poi le botte, i calci, i pugni e il tentativo di rubargli lo scooter. Il giovane di 17 anni prova a difendersi utilizzando il casco, ma a dare manforte all'aggressore, che l'ha minacciato anche con un coltello, arrivano altri 4 ragazzi. Al 17enne non resta che abbandonare il motorino e scappare. Dalla visione delle telecamere della zona i carabinieri riconoscono l'aggressore, che poco dopo si presenta in caserma accompagnato dal padre. Per lui è scattata la denuncia. Lo scooter invece, che era stato rubato da un componente della baby gang, ora sotto la lente degli investigatori, è stato ritrovato poco distante. A Catania, SOS randagismo al cimitero. Al TG Sicilia le testimonianze dei visitatori che dicono: abbiamo paura, da tempo segnaliamo la presenza di cani randagi ma non interviene nessuno. Tonino De Mana. Erba alta con alcuni vialetti quasi impercorribili, servizi igienici off limits ed ora anche l'emergenza randagismo. Un altro problema a Tanaglia, il cimitero di Catania, con branchi di cani che si aggirano tra i vialetti mettendo paura ai visitatori, spesso costretti a fuggire per evitare di essere aggrediti. Sono tante le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55005 e il video che vi mostriamo lo abbiamo ricevuto proprio da un nostro telespettatore. Ehi! Ma chi c'è?
I cani randaggi entrano ed escono dal pericolante muro perimetrale del Camposanto, messo in sicurezza, si fa per dire, da queste transenne. Esasperati ed impauriti visitatori. Io ho paura, preoccupazione, sono io con mia moglie che sono quasi 5 anni che veniamo al cimitero tutti i giorni per nostro figlio e ormai sono qui di casa. Pericoloso molto per le persone che sono qua, devono stare molto attenti. Ho visto un'anziana che si è messa di paura e stava per cadere. Infatti è una cosa che il sindaco deve provvedere il più presto possibile. Lei quanti ne ha visti? Io 3 poco fa. No, dovrebbe intervenire naturalmente il comune, che i responsabili che ci sono all'ingresso, che non lo sanno, le lamentele praticamente glielo diciamo sempre. Da tempo si chiedono interventi per risolvere il problema del randaggismo, intanto il decoro lascia sempre a desiderare, con un senso di abbandono che si può riscontrare in queste 2 immagini simbolo, la ruota appoggiata alla fermata dell'autobus e le guaine lasciate da mesi in prossimità di questo deposito di multiservizi. Ad Agrigento, nuova aggressione al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Un'infermiera è stata insultata e minacciata da 2 donne, familiari di un paziente, esasperate per i tempi di attesa. A 6 mesi dalla frana di Niscemi arrivano i risultati del nuovo monitoraggio della Protezione Civile. 5 isolati del quartiere Sante Croci tornano fuori dalla zona rossa. Gerry Italia. 6 mesi dopo l'evento franoso che ha colpito Niscemi, il nuovo report tecnico della Protezione Civile apre uno spiraglio per il graduale ritorno alla normalità e ridisegna i confini della zona rossa. Dall'incontro tra il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e l'amministrazione comunale emerge una rimodulazione della fascia di interdizione che, pur mantenendo il limite già passato da 150 a 100 metri dal ciglio della frana, libera nel quartiere Sante Croci 5 isolati che vengono esclusi dalla zona rossa grazie ai dati che ne attestano la stabilità. Non è più una questione di metri, ma è una questione di immobili che vengono puntualmente verificati e monitorati per la stabilità e la sicurezza, perché il tema chiaramente è quello di far rientrare le persone in assoluta sicurezza. Le analisi effettuate da Protezione Civile, Università di Firenze e CNR indicano una generale tendenza all'assestamento del fenomeno. Nel centro abitato i movimenti registrati sono limitati a pochi millimetri, mentre restano sotto osservazione le aree più vicine alla scarpata, in particolare nella zona Pirillo e nei pressi del plesso di San Giuseppe. Prima del rientro dei residenti sarà necessario comunque completare il ripristino dei servizi essenziali e gli interventi di messa in sicurezza. Stiamo parlando con le famiglie per poter consentire loro di rientrare e sistemare nuovamente le case che sono disabitate da mesi, e quindi la prossima settimana emetterò la ordinanza e quindi il numero puntuale lo comunicheremo ufficialmente. Il monitoraggio continuerà nei prossimi mesi per verificare l'evoluzione della situazione e consentire eventuali ulteriori modifiche alle restrizioni. Spettacolo, Sciacca si prepara a vivere un'estate all'insegna della grande musica con la rassegna estiva Mosaic Festival, che ospiterà il raffinato jazz di Nick the Nightfly e l'energia travolgente di Jimmy Sachs. Desiree Ferlito. La grande musica internazionale approda a Sciacca. Il 17 luglio la perla della costa agrigentina ospiterà Nick the Nightfly, storica voce di Radio Monte Carlo e raffinato interprete del panorama jazz e soul. Un appuntamento che inaugura una delle serate più attese della rassegna estiva Mosaic Festival, che mette insieme artisti diversi ma con un unico denominatore comune, la musica di grande qualità. E chi meglio del diretto interessato può raccontare chi è davvero Nick the Nightfly? C'è un artista sicolo-scozzese, si chiama Nick the Nightfly, che porterà un suo progetto dedicato all'Italia, ai grandi artisti italiani che ha conosciuto nel suo programma radiofonico, con una band di musicisti professionisti siciliane. Artista amatissimo dal pubblico italiano, direttore artistico del Mosaic Festival, ha saputo costruire negli anni un ponte tra radio e musica dal vivo, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di jazz, swing e soul. E dopo l'eleganza jazz di Nick the Nightflyer sarà la volta dell'energia travolgente di un artista acclamatissimo. Il fenomeno musicale di Jimmy Sachs. La rassegna ha l'ambizioso obiettivo di valorizzare la Sicilia come destinazione internazionale del turismo culturale e musicale. Tanti artisti, tante musiche diverse, vi invito tutti a venire a trovarci e vi passerete sicuramente una serata indimenticabile.
un'occasione che unisce vacanza, spettacolo e cultura in una location affacciata sul mare, dove il tramonto lascerà spazio alle emozioni della musica dal vivo. A luglio a Sciacca, facciamo la nostra pausa e tra poco per il calcio la pianificazione della prossima stagione in casa Catania e poi l'editoriale. State con noi, vi aspetto. Calcio si lavora nella sede del Catania per dare il là definitivo alla prossima stagione. Nomi già individuati per i ruoli chiave, adesso serve entrare nella fase operativa. Marco Carli. Linea individuata, nomi pure. Ora serve l'operatività. In casa Catania si guarda essenzialmente a questo. Tradotto, le figure di Varrà e di Caserta sono le due centrali, con il primo che si è già palesato al Massimino in occasione della partita con l'Ascoli. Ma con una proprietà straniera, in una situazione di congiuntura internazionale delicata, bisogna mettere in atto gli adempimenti burocratici che servono a sbloccare le somme per dare seguito alle attività di questa importante fase della stagione, ufficializzazione del direttore sportivo, dell'allenatore e di conseguenza mercato. Non c'è stato, come avevamo anticipato già lunedì, un CDA nel senso ufficiale del termine, ma le call fra i protagonisti si sono susseguite in questi giorni, dunque non manca l'interlocuzione con Grella a Catania e Pelligra già in Australia. Ora è chiaro che diventano fondamentali i tempi per non cancellare le linee tracciate e gli accordi presi, ma i temi restano identici. Varrà come DS e Caserta in pole fra i tecnici. Torre del Grifo. Anche in questo caso si attendono segnali ufficiali per dare seguito alle parole di Pelligra di una settimana fa. Ipotesi possibile: primi giorni della nuova stagione a Catania per le visite, poi prima parte del ritiro fuori, a Norcia, e squadra in pianta stabile a Torre del Grifo dopo la partita in Coppa di Vicenza. Fra meno di un mese si comincia. Serve operatività. Gli 8 fermi contro la banda dei Kalashnikov a Palermo frenano lo sconforto dei siciliani arrivati a livelli straordinari dopo l'attentato di stanotte a Sicily Baikar, con 11 mezzi dati alle fiamme, l'ennesimo di una scia di una decina di roghi e danneggiamenti che non si arresta più da marzo scorso e che invece avrebbe dovuto o potuto essere fermata da tempo. Come? Lo dicono inascoltati da settimane i titolari di esercizi commerciali e i cittadini di tutto il litorale preso di mira dai mafiosi del pizzo. Non bastano le telecamere quando arrivano, occorrono presidi fissi delle forze di polizia in tutti i luoghi sotto attacco. Lo ha messo in evidenza anche il sindaco di Palermo La Galla, che ha detto che gli 8 fermi di oggi per l'escalation criminale mostrano l'efficacia degli investigatori, ma ha chiesto pure un intervento straordinario dello Stato. Il preannunciato arrivo del ministro dell'Interno Piantedosi lunedì prossimo è un segnale positivo in questo senso, importante, certo, ma intanto l'offensiva mafiosa non si ferma. E allora perché è così difficile organizzare mezzi e agenti che presidino H24 i luoghi già colpiti e quelli più esposti, con compiti di vigilanza, deterrenza e naturalmente repressione? Perché in tutti questi mesi non si è riusciti a metterli in strada? Non ci sono a Palermo, nel nostro capoluogo regionale, forze in grado di garantire sicurezza giorno e notte a imprenditori e cittadini? E soprattutto, chi ha il controllo del territorio sul litorale? Ripetiamo, i fermi di oggi della Procura incoraggiano, ma occorre restituire in fretta serenità e fiducia nel territorio, ai bersagli del racket e all'opinione pubblica. Ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.